L'obiettivo è di creare un percorso di approfondimento che sia, che arricchisca la visita, offrendo motivi di curiosità e anche approfondimenti sulla vita di Giulio Romano, sul contesto in cui è cresciuto, sul modo in cui ha costruito il tè, sul modo in cui ha cambiato Mantova e sul modo in cui è diventato un grande artista europeo. Quindi è uno esperimento, diciamo così, che affronta, vuol dire, il tema più generale di utilizzare nuove tecnologie per la fruizione del patrimonio. Quindi siamo in un ambito molto sperimentale, ma ci sembra anche fatto con un certo garbo e quindi, diciamo, veramente un complemento alla visita, cioè uno vedendo dei particolari che non avrebbe mai potuto vedere guardando, perché gli ingrandimenti consentono di riconoscere proprio l'essenza stessa della pittura, no? E poi la narrativa anche nelle stanze precedenti e quelle successive, e arricchiscono la visita, insomma fanno scoprire il palazzo con occhi nuovi. Rimane fino a giugno e poi il programma è che possa girare in Europa per promuovere la conoscenza di Palazzo Te, di Mantova e di Giulio Romano, quindi diventerà anche uno strumento di relazione con potenziali pubblici del futuro. I luoghi che hanno coinvolto la produzione multimediale è stata soprattutto la città di Mantova, in cui sono stati eseguiti degli shooting fotografici e anche degli shooting video in alta risoluzione, acquisito tutte le immagini che generalmente si trovano comunque sui cataloghi delle sale complessive. Noi siamo andati a realizzare uno shooting puntuale di tutti quelli che sono i dettagli più nascosti delle opere di Giulio Romano. Questo per valorizzare per valorizzarle, ma soprattutto per raccontare delle storie. Giulio Romano era un grande narratore rinascimentale e noi attraverso questa experience, attraverso questo percorso in 3 sale, raccontiamo non solo la storia di Giulio Romano, ma raccontiamo comunque anche la costruzione di Palazzo Te, o comunque Giulio Romano a Mantova e l'influenza che lui comunque ha avuto poi in Italia e in Europa.